animali domestici sono vestiti da Babbi Natale. Io sono Babbo Natale, ma forse sono quello cattivo. Dite addio al povero Rio. Rio! 20 minuti. Dove è finito Rio? Dov'è Rio? Allora Vincenzo, hai un qualcosa per iniziare? Ah, Crazy, ma non lo so! Ragazzi, dobbiamo trovare una soluzione! Vinx, te Carl, sai qualcosa? Crazy, no, Rio! Dov'è finito? Dov'è finito? Crazy, ho una buona idea. Andiamo nel punto di partenza. Punto di partenza? Ma cosa intendi con punto di partenza, Vince? Spiegati meglio. Crazy, andiamo dove si trova l'albero di Natale. Sì, andiamo. Effettivamente è iniziato tutto da là, quindi potrebbe essere che si trovano nell'albero di Natale. Ok, andiamo. No, Crazy. Come no, Crazy? No, non ho il coraggio. No, vacci tu, io. No. Ok, aspetta, piano, piano. Sei vivo? Sei caduto, vedo. Hai trovato notizie? Vince! Io so cos'è questo, Vince! Lo riconoscete anche voi! Ragazzi, 4 zampe, 4 buchi. No, non è quello che penso io, Crazy. No, aiuto. Questo è il costume di Maietta! Oddio, Vince, e se ha rapito Maietta! Andiamo! Maia! Oddio! Effettivamente Maietta! No, non c'è! No, non la vedo più da un po', Maia! Maia! No! Ha preso anche Babbo Natale! Ok, ha preso Rio! Ha preso Maia! Dove li sta tenendo? Dovrebbe essere in casa per forza, allora! Hai delle idee, Vinx? No, Crazy, non so probabilmente cosa stia succedendo. Dov'è Maya? Ma non c'è neanche Maya! Ma se non è qui e non è laggiù, dove li ha portati? Dove li ha portati questo qui? Ma poi non capisco. È uno che si sta fingendo Babbo Natale ed è buono e cattivo. Crazy, ti giuro, non so niente. Ma Maietta, dov'è? Vinx, io mi dispiace ma non riesco a stare così. So qual è la soluzione. Secondo me questo Babbo Natale potrebbe aver fatto scappare Rio e l'avrebbe potuto far volare. Dobbiamo controllare tutta l'area di questa casa, nei tetti, fuori, e dobbiamo scoprire dove si trovano. No, Crazy, è sera, è notte. No, di notte non voglio uscire. Ma tu sei pazzo. E se dobbiamo farlo, non me ne frega niente. I miei animali sono in pericolo e sono come i miei figli, quindi andiamo. Ok. Vix, c'è ancora Bianchina. Ehi, Bianchina, ma tu hai visto qualcosa, Bianca? Bianchina? Dai, Bianchina, su. Bianchina, dai, ma non ho visto niente. Bianchina, sai dov'è Rio? Dobbiamo cercarlo qui. Rio! Cavolo, ma dove si trova? Dove possiamo trovare? Laggiù non ci sono, qui su non ci sono. Rio! Vinx, facciamo piano perché io ho un po' di paura. No. Rio! Maya! Rio! Controlliamo fuori il balcone, Vinx. No, però Crazy, non ci sporgiamo tanto. Zitto! Rio! Maya! Rio! Ragazzi, io... No, Vince, io penso di averlo sentito, forse nei miei sogni. Rio! Oddio! Rio! Ok, Vince, potrebbe essere qui. Ok, è aperto. Rio! Maietta! Ma siete tutti e due qui. Ok, Vince, potrebbe esserci qualcuno qui dentro. Stiamo attenti qui dietro. No, Crazy. Ok, non c'è nessuno. Maya, no, non uscire, è pericoloso. Maya, è pericoloso, vieni qui. Ok, dobbiamo assolutamente mettere i nostri animali in salvo, perché potrebbe riprenderli. Ok, ma cavolo, perché non ci ho pensato? Rio è sempre rimasto nella sua bella gabbietta, amore mio. Ciao, piccolo, come stai? Cavolo, Vinx, ci dovevamo pensare che avrebbe potuto metterlo nell'altra gabbia. E quindi? Adesso però
c'è un altro problema. Appunto, Crazy, abbiamo trovato Maya e Rio. Ma chi è questo qui? Adesso ci tocca anche un'altra missione. Chi è quest'uomo che si finge Babbo Natale in casa nostra? Cioè, dico, tutti a noi capitano. Dobbiamo andarlo a scoprire. Mica possiamo dormire così stasera con un uomo in casa. No, Crazy, io me ne vado a dormire fuori, ok? Ma che vai a dormire fuori? Cioè, aspetta, Rio, devi restare Rio, qui. rimani qua, mi per la raccomando, tua anche tu, salute. Maya. Vai, ok. Chiudiamo la porta a chiave, così. E prendi le chiavi, Crazy. Esattamente. Così questo Babbo Natale non potrà rientrare e prendere i nostri animali. Fidati, Vinx, ho un piano. E per prima cosa queste chiavi le dovrai tenere tu nella tua... Crazy, se sei sicuro che me le vuoi dare a me le chiavi? Fidati, Vinx, ormai questo qui è nostro. Abbiamo ritrovato i nostri animali. Perché dobbiamo essere impauriti? Dobbiamo fargli noi paura a lui. Ok, adesso dobbiamo scoprire solo dove si trova. Cominciamo col cercarlo qui sopra e poi laggiù. E poi continuiamo col diciamo, come dire, con esaminare tutti i tetti della casa e tutto fuori finché non lo troviamo. Insomma, hai capito, no? Che c'è, Vinx? Ma che stai facendo? Crazy, una scala. Ma che... Una rosa! Ma che cosa? Ma che cosa dici? Vabbè, ma tu stai sognando, Vinx? Ma se non c'è nessuno qui sopra. Dai, Vinx, Crazy, far perdere tempo. Non mi fai perdere sempre tempo, mannaggia te. Ce n'è uno! Senti, ascolta, tu mi stai prendendo in giro, a me sembra. No, Crazy, c'è uno. Dai, Vinx, su. Ma non c'è nessuno qui su. Dai, su, smettila. Possiamo andarcene in casa e vedere? Bene, Vinx, iniziamo con la fase 1 del piano. Adesso in tutto il perimetro della casa, qui, in cucina, lassù metteremo delle microcamere nascoste, così riusciremo a vedere dov'è e soprattutto dove si trova in quel determinato momento. Per prima cosa ne mettiamo una qui che si vede in modo piccolissimo. La mettiamo qui sopra. Così se viene in camera mia lo vediamo. E poi andiamo a nasconderle in tutte le parti della casa. Ok, ne abbiamo messa sia una qui e sia una in cucina. Aspetta, Vinx, ma questa porta non era chiusa prima? Oh, vabbè, sarà stata impressione mia. Abbiamo solo l'ultima, dove possiamo metterla? Vabbè, questa ce la teniamo per ora per noi. Magari poi non si sa, la mettiamo sul tetto, non lo so. A me sembra di aver sentito dei rumori provenienti da qua sotto. Crazy, l'ho sentiti pure io, però C'è qualche finestra che si apriva. Stai zitto, l'ho sentito. Aspetta. Forse potrebbe essere in camera mia. Oppure potrebbe essere di là, non lo so. Crazy, però io i rumori li ho Zitto. sentiti di là. Piano. What the? Vinx, a me sembra che non ci sia nessuno qui. Crazy, sì, non c'è proprio nessuno. Ma perché c'è la serranda aperta? Oh cavolo, fra! Hai ragione! Qui era abbassata prima! No. Se io ho paura, sinceramente. Quindi significa che lui scavalca di qui, si aggrappa a questi fili e poi va lassù in casa mia! Ecco come fa! E dove sono le mie macchinine, le cose che avevo qui? E se questo sta rubando in casa mia, Vinx? Oh no, Crazy, è stata una brutta idea venire qui perché è buio, passano delle auto, è spaventoso, io me ne voglio rientrare. Tu te ne vuoi rientrare sempre? Ma dico io, ma puoi essere una volta coraggioso? Lo sai, mi chiamano il matto ma perché sono pazzo di mio. Ma il vostro Crazy ha sempre una soluzione che fa per noi in questo caso. Vinx, se lui è entrato dalla veranda e quindi ha scavalcato, sai dove si trova in questo momento? No, non lo so, Crazy, dimmelo tu. Ok, te lo dico, ma stai calmo. Si trova sul tetto e ne sono abbastanza sicuro, perché se scavalca da lì finisce sul tetto di lassù. Vabbè, lo so io, ascolta. Crazy, sei fuori di testa, stai pensando di andare sul tetto? Non hai capito bene, io mi metto qua. No. Non vengo. No, tu adesso vieni con me e vieni sul tetto. Sì, la soluzione è andare sul tetto. Andiamo. Chi esce prima? Allora, Crazy, io la porta te la posso pure aprire, ma esci
esci tu. Devo uscire sempre io. Sì, non sì. c'è una volta che... Guarda, vai fuori, vai. Ma che cosa stai dicendo? Lo sai che adesso ci toccherà andare sul tetto, vero? Lo sai che ci andrai tu? No, Però ci andremo in... silenzio! Ecco, è vero, perché sei qui, lui scappa. Ok, qui non si vede assolutamente nessuno. Mix, Crazy, ma l'hai notato pure tu? Mix, che cos'è quello? A me sembra una busta bianca, guardala bene. Ok, devo andarlo a prendere? Mix, mi tocca proprio? Sì, Crazy, però stai molto attento perché io non ci vado, ok? E ci puoi andare tu. Ok, Mix, sono in ciabatte, ma ci vado. Ma non stai È una busta bianca, ma che cosa? Forse un altro messaggio. Ok, mi sto zitto. Ok, Vinx, qua su è pericoloso. Mi sembra di non vedere nessuno. Stai zitto. Ok, vado. L'ho presa, Vinx. L'ho presa. Eccomi qua. L'ho presa. Oh, cavolo. La macchinina. L'obiettivo. Babbo Natale ha rubato in casa mia? No. Dobbiamo assolutamente scoprire chi è questo Babbo Natale. Ok, Crazy, visto che non hai visto nessuno, sali sul tetto. Ok, sto per salire. Speriamo bene e speriamo soprattutto di beccarlo qui sopra, questo qui. Scopriremo finalmente chi è, se si trova qui, sul tetto. Allora, vado, Vinx, Vinx, a me là non sembra di vedere nessuno. E neanche qua. Provo a controllare di qua. Ok, allora, Vinx, Vinx, è qui, Vinx, aiuto!